Un saluto a Sven Pesaries, voi sing al 14 settembre del 2014. Egli che sta in sei ore che a Pesaries, a sono gli orologi precisi, e egli vuole venire a fortuna di avere un spazio dal punto di vista meteorologico ottimale. A chi non vignettato, due signore, una signorina e una signorina, e un signore che è facile l'ambasciatore e disegna che non si illustri la festa di voi. E vi vengo anche un BLG, prima di tutto un BLG di Fasui. Ecco. E che è stata una bella nade, e anche se il tempo è stato bruttissimo, disegno, per Fasui, razza carnica, sono lo stesso. Ecco, domani che signora che si chiama? Io sono Pivo Antonio, presidente della Proloco di la Pro Val Pesarina, diciamo. E il discorso dei fagioli quest'anno sono un po' in ritardo, però quantità buona e anche di qualità. Solo che fagioli secchi, per esempio, oggi ne abbiamo pochissimi perché di quest'anno non sono riusciti ancora a prenderne. Arloi e Fasoi abbina è la demonticazione oggi, la data della demonticazione, e abbiamo inventato Arloi e Fasoi per intrattenere la Int. Manifestazione ormai che è datata ai suoi anni, ma soprattutto il discorso del percorso degli orologi che si può fare tutti i giorni dell'anno, ci sono degli accompagnatori e c'è il museo dell'orologio, se avete visto all'inizio, e praticamente il paese è vivibile, non in festa così come oggi, questa è una roba un po' eccezionale. Quello che noi puntiamo con questa manifestazione è di fare immagine. Cioè noi oggi che prendiamo 10, 20 non ci interessa, l'evento per poter fare pubblicità esterna. Siamo andati fino a oltre il Veneto, infatti se sentite parlare la gente, ce ne tantissimi friulani, ma si sente parlare molto veneto perché noi siamo andati con la pubblicità tramite il Gazzettino fino oltre, perché il nostro scopo è questo, far conoscere la Vallata, altri motivi non abbiamo, perché io ringrazio, anche se non è la sede adatta, tutti i volontari che hanno dato una mano, perché parliamo di 90-95 persone che hanno dato una mano fra prima e dopo per mettere in piedi. Ringrazio il comune che ci ha dato una mano, qui abbiamo il vice sindaco tra l'altro che si presta volentieri, quindi oggi è una giornata di festa per tutti. Le solite beghe alla cerniera e via che non la sentiamo. Ecco. Grazie di nuovo. Io avevo sentito Tim Sindaur che chi a Pesares prima di tutto torna a fare i complimenti di questo bellissimo paese che ha mantenuto le caratteristiche proprio abitative, dai lux, e bisogna fare veramente un ottimo, bravi. Ecco, è sentito che comincia a venire fuori anche da fuori regione a comprare le siases, c'è molto di che si fa ora qui. Ma allora, diciamo che da noi vengono più appassionati che gente qualsiasi, per il semplice motivo che oggi la speculazione edilizia sul turismo è finita, già da decenni. Quindi oggi chi se la prende per soddisfazione sua, anche perché oggi con le tasse che ci sono su seconde case della Bagiana non conviene assolutamente. Quindi chi viene è un appassionato che si affeziona e prende. E forse sono i migliori, perché dopo vivono un po' i paesi, le nostre situazioni e via, mentre il turista che fa per speculazione fa per comprare e vendere. Questo in Cania non esiste, perché oggi compri a 10 e vendi a 9. Questa è una cosa. Io volevo specificare un'altra cosetta che mi sono dimenticato, fagioli di Pesaris. Noi abbiamo 7 qualità di fagioli autoctoni, riconosciuti, 4 già certificati dall'Università di Udine e 3 in via di certificazione. Perché? Un esempio pratico, perché se no uno non capisce cos'è. Le famiglie seminano i fagioli dei loro, ogni famiglia ha il suo, non il fagiolo dell'anno prima o di 2 anni prima. Di conseguenza questo porta che ci sono rimasti dei fagioli esclusivi, unici. Per questo anche abbiamo coraggio sulla manifestazione e via il discorso fagioli. Questa è una bella notizia. Ecco, metti che non andate a letti male come l'anno passato, no? Vei sempre a scorte da tenere da bande. L'anno passato avevamo per fortuna un sacco di fagioli secchi dell'anno prima. Ecco, dell'anno prima. Quindi bisogna sempre fare
scorte. Adesso per esempio oggi vendiamo fagioli freschi, ma quelli che matureranno sulle piante verrà un po' di fagioli secchi però più avanti, e quelli verrà a parte per la semina, a parte messe via. Torno a dire, la semina si fa con i fagioli di 2 anni. Oggi come oggi, così, il mercato come va? È richiesta, la gente sa che sono in vendita? Sì, e noi diciamo che non abbiamo grossa produzione, sono tutti con piccoli orti se vuole, e addirittura tanti sono arrivati che li hanno prenotati anno per anno dai stessi, quindi qualche volta quando c'è la produzione un po' più bassa proprio non ce n'è da vendere, insomma. I fagioli sono tutti vantuti, ecco. Grazie. Lo scopo non è per noi di dire che oggi dobbiamo... chi ha fagioli ha lavorato nel suo orto, non si pagherà mai le ore che ha fatto, però se a fine stagione prende 50 euro, 100 euro, 20 euro li ha presi, tutto lì. Nessuno vivrà con l'economia del fagiolo a meno che non si metta a farlo a livello industriale. Certamente, è per offrire un buon piatto di fagioli, di quelli proprio che si sente il valore gastronomico, no? Allora, augurin a vice sindic che usnot il J a 7 weight. Ecco. Che avevi venduto. Grazie. Circolazione Annalisa, addetta all'ufficio turistico della Val Pesarina, e vi domandate se qualche modello nuovo di orologi e io nos ha portato qui e nos illustra come funziona questo orologio. Allora, questo si chiama orologio Leonardo, le fa tutto in legno e praticamente che valuta che odesca gira e che cada il tempo e fa smuovere tutti i ingranaggi. Questa è un di che noi, dopo un so da place la glesia che funziona con l'aga, e un in prat, donde dal tor che è l'orologio floreale. Ecco, queste sono le novità di quest'anno.
Ma è un moto, qui dai l'energia che il balinca gira, è un moto perfetto, c'è. Sono che due pesci a basca tengono sempre in tensione l'orloi. La chiama continua praticamente dall'orloia. Al fa si gira sempre i compagni intorno alla castina. Invece di il pendolo, ha là che il sistema è che detta al tempo. È veramente interessante, originalissimo. E c'è sempre che persone che idealizzano queste idee qui? No, noi siamo una persona, è un gruppo di lavoro, un gruppo di persone, sono appassionati, sono pensionati che hanno lavorato a solari e anche queste idee. Dopo, per applicazione, per realizzazione vera e propria, si point a ditte locali. Podio promuove un'idea. Sì. Perché non facesse un orologio a Fagiui? E poi proporrai l'idea, io disse per il prossimo anno viene la sorpresa. Il prossimo anno penso che arrivi. Sì, che fai misurati queste space, queste robe? Un po' difficile la roba, impegnativa. Ma arrivi a pesare da fare robe? Boh, Provai. Provi, va bene. Boh, grazie. No, grazie.
Perché si compieri lo conosci di vecchia date, no? Pieri, il dettale una mela al giorno toglie il medico di torno. Sei tu d'accordo? Ma può essere anche una realtà, perché in particolar modo la nostra produzione qui prodotta in carne sta dando proprio quel risultato lì. Una mela toglie il miele di torno. Cioè, perché vi ho fatto questa espressione? Per far capire che non qui vinciamo dai prodotti molto genuini, perché i prati ricchi di sostanze organiche e ben unificate e ben esposti al sorelli, che sono dati di laboratori. E perciò i vini anche la fortuna di essere a una quota. Sui 500 metri la produzione è fatta su 500 metri, cavolino, lavoro interessante per l'escursione termica. L'escursione termica è la differenza da di agnot, a parte il colore più brillante sul mel, più brillante e a migliorare la qualità, dati di laboratori. Ecco, hai detto che tu hai due strumenti qui, posso dirmi ciò che servisce? Ecco, che si chiama più refrettometro a controllare la parte zuccherina che ha un mele, perché sappiamo che il mele contiene amido e zucchero. E noi qui, tramite che specchietto qui, con due gottute di succo, e nos dice qual è il momento più opportuno per la raccolta del mele. Cioè, è un lavoro importante perché la raccolta adesso è al momento opportuno perché si conservi a lungo la frutta. Dopodiché i vini anche un altro strumento che si chiama penetrometro che va a penetrare dentro in tal mele e nos dà la consistenza da polpe, la durezza da polpe. E lì anche fa capire di là che è la coltivazione del mele. Perché il mele non si lo produce, si lo coltiva. Quanto è il momento migliore per mangiare queste pomme qui? A binore, a mezzì, la sera, a digiuno, dopo, prima, con la scusa, senza scusa? Allora, la nostra produzione può mangiare tranquillamente con la scusa, perché anche c'è la varietà resistente all'articolatura, che è il fungicida più pericoloso verso il mele. Perciò non vini che qualità lì, no? I vini la florina, i vini il topas, i vini il fusi che resistono a queste malattie lì. E si può mangiarlo, qualcuno preferisce mangiarlo prima dei pasti, che ha il problema di dieta di calare qualche peso, in modo che si comincia già a implare il stomaco, no? O se no dopo il pranzo o la cena per digerire, per aiutare a digerire. Perché secondo ciò che mi sembra di sentito, mangiare dopo mangiare chiare e formaggi e tutto, la vitamina dal mele aveva portato via e non lascia il sostegno. Come dicevo un momento fa, è importante mangiarlo con la buccia. È la buccia che contiene tante vitamine, che è l'importanza, sì. Mangiarlo con la buccia. Quest'anno è stato un anno micidiale per esplosi, eccetera, eccetera. Se tu diventato matto per fare trattamenti. Allora il discorso lì che sta una stagione, diciamo la verità, la migliore dismentale, sì, perché ha piovuto non in queste zone anche a livello nazionale, hanno avuto problemi di apicoltori, hanno avuto problemi che dei spierci, come stanno avendo problemi i viticoltori da uve. Il mele, diciamo la verità, sia un tic salvato. Mi sconosciuto. Entrare qualche volta e essere sempre attivi, perché i trattamenti vanno fatti al momento opportuno, né prima né dopo, sono tutte base e robe buttare via che non servono a noi. Allora non, lì si ha la preparazione dal produttore di entrare nel momento più opportuno, perché l'impianto è tutti monitorati, sanno con che arriva partisce un'infezione, perché col pluviometro hanno scoglio in 50 mm di acqua e sanno che dopo 70 ore partisce un'infezione. Invece verso le larve, i lepidotteri, gli affidi e tutte quelle robe lì, vengono molto sraggi, che non dicono stanno arrivando quell'altri. Quest'anno è stato un problema anche da fecondazione, perché gli insetti pronubi cosiddetti, no? Sì. Sono le as, e le as, prima di tutto. Fino a tutto girare poche as. Tu hai sentito gli apicoltori che c'è problemi che hanno anche loro. Sì, difatti è una realtà. Il lavoro da là fa venire a rispettare che l'insetto lì. È che l'insetto che ha la vita è più corta di tutti. Ha 3 mesi di vita, l'ape operaia ha 3 mesi di vita. Ha solo 3 mesi di vita, l'ape operaia. Purtroppo che stanno, piove, non riesce dall'alveare. Se masse aria non arrivano a svolare tanto lontane e perché fa un grandissimo lavoro l'ape, aiuta all'impollinazione. Questo è fondamentale perché migliora anche la forma dal mele e il numero dei semini all'interno del mele.
Allora Pieri, come noi ci vediamo alla festa della mela a Tomiec, no? Sì, si impronta già lì, tu mi logica nella nostra zona Sì. e si presenteremo con tutte le varietà possibili e di fare belle figure e di soddisfare i clienti che vengono di fuori, no? Per far capire la nostra realtà in chiarni, la realtà di voi in chiarni. È un po' di anni che faccio queste mostre, ci è servito come divulgazione? Allora, e se la bene? tu mi hai fatto una bella domanda e ti do la risposta subito perché purtroppo ieri convinto che purtroppo non smantiano i giovani. In questi enti proposti o che non sono preparati, come non voglio entrare in polemiche né noi, perché ci hanno aiutato a nascere un gruppo di giovani che si mette a lavorare alla terra, perché avessero tante possibilità interne di fare tante robe. Però vi un altro problema handicap. Il riordino dei terreni fondiari. Purtroppo si sa che in anni vengono come confini, bisogna fare il riordino fondiario dei terreni. A volte terreni grandi, no, in 200 metri quadri non si può fare nulla, non si fa neanche fare poi. Ecco, con questo progetto che Pieri nos ha prospettato, speriamo di violi fra pochi anni e che sia completato, no? Io mi auguro anche tramite la vostra emittente che nos aiutasse a fare un po' di pubblicità, ecco. Io mi auguro che faccia auguri che i nostri smei, biei, colorati e profumati da chiarnie attorno alla regina sulle nostre tavole. Grazie a voi. Bellissimo. Grazie Pieri Sonin, ciao.
Grazie. Grazie a voi.